Buonasera amici Rugby House, 5 punti ottenuti col Mogliano, qua c'è un brusio, la gente parla, si comunica, insomma c'è grande fervore per questa puntata che arriva dopo la vittoria con il Mogliano, domenica, non sabato scorso, per cui insomma 4 giorni fa, una vittoria che è stata ottenuta con 5 mete, per cui 5 punti e la classifica dice Rovigo prima in classifica. Cosa interessante che non capitava da un anno e mezzo, ne parleremo con Andrea De Marchi. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Dal Gazzettino è ritornato a trovarci Ivan Malfatto. Ciao Ivan. Ciao, buonasera a tutti. Ora, dilla tu, ma che non è un problema. Dicevamo 10 punti nel cammino Lazio-Mogliano, obiettivo raggiunto. Sì, era l'obiettivo che ci siamo fissati fin da subito. Abbiamo dominato la partita sia a Lazio sia a Mogliano, siamo stati confidenti, ci siamo allenati molto bene e ce l'abbiamo fatta. Questo era il nostro obiettivo e l'obiettivo è stato raggiunto. Poi è stato un grande piacere, insomma il tempo era perfetto, il campo era in ottime condizioni. Insomma. Sì, perfetto. No, diciamo che sì, il campo non era dei migliori, però il nostro piano di gioco comunque non è variato, siamo stati bravi a mantenerlo e a concretizzare tutto quello che potevamo fare. Ecco Ivan, vedere la partita di domenica, no? Sembrava un rugby veramente downtown da altri tempi. Sì, un rugby da altri tempi che piace tanto ai romantici, un po' meno magari a chi insomma, vorrebbe vedere un gioco più aperto e tutto, però essendo il combattimento il fondamento di questo sport, a mio avviso c'è una bellezza anche nel vedere una partita di quel genere. Dal mio punto di vista, ad esempio, aver visto che il Rovigo, dopo non so quante partite, è riuscito a tornare a fare 2 mete entrando in meta col Mol, visto che eravamo freschi anche di come la Scozia ci aveva battuto a Roma, no? Con 4 Mol su 4 mete, per me è stato anche un momento di bel rugby, insomma io che amo questo tipo di rugby legato alla mischia, al combattimento e alla lotta con gli avanti, è piaciuto. Ecco, Dema, Ivan ha sollevato un punto di cui parlavamo anche con Matteo Mucignato al termine della partita, questo aspetto del drive che sembra un po' più performante sia in attacco che in difesa, ci state lavorando parecchio. Sì, ci abbiamo lavorato queste ultime 2 settimane parecchio proprio sui dettagli e si vedono i risultati, siamo molto fiduciosi anche per le prossime partite. Ecco, soprattutto in difesa, Matteo parlava, di solito soffrivamo quando shiftavano l'angolo praticamente. Sì, shiftavano, diciamo quando muovevano la palla, certo. Esatto, la spostavano da una parte, quindi esatto, la molla ruotava, avevamo un po' di carenza, di sofferenza lì e in queste 2 settimane, ripeto, l'abbiamo lavorata molto bene, siamo riusciti a curare i dettagli e tutto ciò che abbiamo fatto in allenamento poi lo siamo riusciti a riportare in partita. Ecco, tu che sei uno sportivo, insomma sei una terza linea e ti piace il combattimento, sicuramente la performance fisica, a parte le battute, giocare su un campo del genere va a esaltare certe caratteristiche. Sì, certo, va a esaltare, infatti il pacchetto di mischia ha giocato col sorriso. Perché insomma sì, è sempre bello, ti ricorda un po' i tempi in cui giocavi da ragazzino, in cui proprio ti smaltavi nei campi quelli più brutti e no, è stato bello. Comunque Andrea, anche da avversario bisogna rendere onore a questo Mogliano che nonostante tutto... Certo, ha avuto molti problemi a livello di società, e hanno insomma cambiato anche un po' di rosa di giocatori, hanno giocato molti giocatori giovani. E io ho rivisto la partita, ho visto molto impegno da parte loro e quindi ovviamente tanto di cappello. Insomma, bravi. Sì, Ivan, mantenere alta la concentrazione, l'attitudine, lo spirito in quelle condizioni non è decisamente semplice. No, difatti anche a me è piaciuto lo spirito del Mogliano. Devo essere sincero, ero convinto che a gennaio, quando c'è stata la crisi economica che ha portato gli stranieri ad andare via, il taglio la riduzione degli stipendi e quel momento, temevo che ci fosse il colpo di grazia, anche perché essendo una stagione di transizione dove in qualche maniera non retrocedevi, temevo ci fosse un effetto Prato. Se vi ricordate, certo, quell'anno il Prato fece un campionato ridicolo, insomma non per i giocatori, massimo rispetto, ma per la situazione. E invece devo dire che probabilmente lo spirito
che c'è in una piazza come Mogliano di tradizione rispetto a una come Prato, dove si gioca rugby da tanto tempo ma evidentemente non c'è quell'humus che c'è lì. Il fatto di essere agganciati a una realtà come Benetton, che probabilmente ti dà delle prospettive future, con dei giocatori come Zanon che salgono, scendono, Bondonno che torna e gioca lì, e poi avere un allenatore come Della Nora, che mi ricordo in tempi non sospetti Stefano Bettarello ancora a inizio campionato mi disse questa frase, che tutte le squadre di Della Nora avevano uno spirito combattivo che non mollava mai. Abbiamo avuto la prova complessivamente che Mogliano non si è sfaldato, e pur magari arrivando a fine campionato senza vincere una partita, però se le gioca tutte. E anche nell'arco degli 80 minuti abbiamo visto che sono andati a cercare fino all'ultimo momento la meta e l'hanno trovata per l'onore, non perché servisse per il risultato. Quindi questo spirito rugbyistico a me personalmente piace e fa onore a una società come quella di Mogliano. Sì, la differenza proprio di cui parlavi tu tra Prato e Mogliano, proprio tradizione, ma anche la società stessa, ne abbiamo parlato molto bene come società e come stabilità, come club. È ovvio che le problematiche ci possono essere dappertutto, per cui insomma tanto di cappello per quello che stanno facendo. Andiamo a rivedere le immagini della vittoria della FMCZ Rugby Rovigo Delta e poi rientriamo in studio, perché ricordiamo, Rovigo attualmente è primo. Arriva la flip flock, la classica sigla d'entrata dei match qui al Battaglini, e gli applausi sono tutti per Joe Van Nicker, che alla 100ª presenza in ring, e 100 candeline, 100 candeline. Due blocchi di salto, la presa di Giuseppe Boggiani, subito il drive rosso-blu che shifta l'angolo di spinta e inizia a macinare metri. È buona l'azione rosso-blu, vediamo se siamo già oltre. Noi ci siamo, sì che ci siamo. Primo metro della FMCZ Rugby Rovigo Delta al sesto. Il capitano si sta riprendendo. La conversione di Leo Mantelli, bandini sul 7-0. Nonostante ovviamente quello che tu hai sottolineato poco fa, quindi i problemi dovuti alla società. E arrivano anche i primi 3 punti. Linea di salto completa. Ortiz la presa, non contesta il salto Mogliano, organizzazione del drive, parte De Marchi, la meta di Andrea De Marchi al 33esimo. Parte la rincorsa all'apertura e la mette ancora. No, corto. Dal punto di vista dei tre quarti è sparare molto in velocità alla tua linea difensiva, e quindi è chiaro che era giusto fare la mischia ad 8. Parte Matteo Ferro, sostenuto da Andrea De Marchi, c'è la meta di Matteo Ferro, terza meta rosso-blu. Nella cascina. E farfilò un po', esatto. aspettando sera. Tra l'altro è stato bravo Mogliano comunque, tanto arriva la calcolativa Mantelli. Mombre al lancio. La presa di Ortiz. Pronta subito la difesa di Mogliano. C'è l'organizzazione del pack rosso-blu con un avanzamento significativo. Rovigo sta andando di là. Fuori gioco abbastanza evidente. C'era il braccio l'arbitro, Meta del Rovigo, quarta meta del match. Diciamo all'inizio della partita, Antonio, che non sarebbe stata una partita. Intanto vediamo Mantelli. Eccolo Vecchini, chiude la spalla. Oltre Ferraro, cambia senso. Davis prova lui ad andare in un corridoio che si era aperto nella difesa del Mogliano. C'è sempre un vantaggio del Rovigo, brutta palla, bravo Cadolini a uscire da frontale, mette a disposizione ancora Chillona. De Marchi con un buon timing, il flanker rosso-blu ancora, Chillona, Le Mantelli, apre tutta per Odiete, brutta palla. Si torna sul punto precedente, Rovigo non ha saputo gestire al meglio questo possesso. Italia Inghilterra Under 20 di Gorizia, tanto Mantelli. Bandini su, lievita ancora il punteggio. Ortiz trova un buco. Pasini prova a aumentare il ritmo. Edu Lubian a contatto. Ancora Pasini, reverse pass per Pavesi, letta però dalla difesa del Mogliano. Era buona idea, palla che fatica ad uscire. Per Vecchini, 2 minuti e mezzo al termine del match. Scontro fortissimo De Marchi, ma Chillona con uno spazio al largo. Matteo Ferro prova lui ad andare, Matteo Ferro di prepotenza. Man of the match. Secca.
Man of the match. Lanciato in corsa, programma. A parte che Chillon nel frattempo non arriva ai pali, non può più mettere le mani. Soffi in avanti, gioca il vantaggio con Buondonno che se ne va sull'out e va a segnare la meta del Mogliano, che riesce ad andare oltre Biffi, per cui meta in chiusura anche del Mogliano, che nel rugby è sempre un bel segnale. Buondonno infila l'H, fischia Bottino, Rovigo batte Mogliano 32-13. Prossimo match Calvisano-Rovigo, non diciamo il risultato del Pacifici, ve lo andate a vedere. Non lo sappiamo. Allora Andrea, la settimana scorsa parlavamo con Giuseppe Diana del lavoro dei GPS eccetera eccetera, sì. Il tuo sarà esploso domenica, no? No, diciamo che il work rate, in tutti i work rate, cioè proprio il lavoro che sia il totale di chilometri, lo speed, cioè il numero di scatti che viene effettuato, tutta la squadra ha avuto insomma dei risultati notevoli, anche visto il campo, le condizioni meteo e tutto, quindi siamo molto soddisfatti. Spero Giuseppe soprattutto no, e noi personalmente. Era carico perché nel terzo tempo è venuto col cellulare, mi sono già scaricato tutti i dati, quindi mi faceva vedere tutte le cose. Quali sono stati i feedback dopo il match? Nel senso che già al termine della partita comunque la tribuna Quaglio aveva già fatto capire com'era la situazione. Vi tocca, non vi tocca? La situazione in che senso? In classifica. Ah, della classifica. Io ho sentito una voce dalla tribuna, siamo primi, e lì mi è scappato un sorriso, però bisogna tenere insomma un profilo basso, io dico sempre questo, profilo basso, poi guardando la classifica sì siamo primi a un punto, poi c'è a pari merito Calvisano con Petrarca e a seguito San Donà, quindi siamo tutte e tre lì a un punto, ci mangiamo insomma la coda tra di noi. E quindi profilo basso e lavorare. Sì, decisamente poi gli ultimi due turni vedranno, o meglio due delle ultime tre partite vedranno Rovigo sia Calvisano. A Calvisano è la prossima esatto, e Petrarca è l'ultima. Però a livello di aria, di situazione, anche di confidenza, perché comunque questo filotto del Rovigo nel post-Coppa Europea sta andando bene, la squadra sta crescendo, anche in fiducia, mi sembra di percepire. Sì, c'è una confidenza e anche diciamo siamo un po' più cinici quando c'è il momento di concretizzare, riusciamo più a concretizzare rispetto a inizio campionato, quindi sono molto felice per questo. Ecco, Ivan, hai la mia stessa sensazione insomma, di una squadra in salute, in crescita? Sì, nel senso che è una squadra che poi non ha sbagliato quasi niente, no? Dopo la partita con San Donà, tranne quel pareggio alle Fiamme Oro, che è stata una partita combattuta, poteva concludersi in una vittoria, ma io vedo in un'altra prospettiva, quella dello scontro diretto, no? Dello scontro indiretto con Calvisano e con Padova. Calvisano e Padova in quel campo sono andati a fare 5 punti. Quindi sì, arriva adesso, cioè la verifica arriva adesso, nel senso che è brutto da dire, ma per come è il campionato italiano, tutto quello che ha fatto Rovigo finora era dovuto in qualche maniera, visto il ruolo di pretendente allo scudetto che ha, perché il livello delle avversarie è questo. Adesso di fatto comincia un playoff anticipato, che però avremo solo noi come Rovigo, e quindi questo in qualche maniera esalta e complica allo stesso tempo il cammino, no? Perché le altre due invece avranno uno scontro diretto con noi e poi avranno 2 partite sostanzialmente alla portata. Beh, Petrarca e San Donà... Ah no, ecco, no, allora no, ero convinto che avesse già giocato col San Donà. No, allora no, noi e Petrarca siamo più o meno nella stessa condizione. Sì. Il Calvisano che è più favorito perché poi ha Lazio e Mogliano, quindi essere arrivati prima per finire, a mio avviso non è tanto importante per il primato, che è bello, anch'io ho avuto insomma il moto di gioia domenica e di divertimento, ma perché ti pone nella condizione in cui, battendo Calvisano, se ci riuscirai, perché a mio avviso resta sempre favorito Calvisano per sabato, potrai mettere un gap, mentre prima, se anche lo battevi, arrivavi a pari punti, perché eri a 3, metti che loro facessero il punto di bonus, e quindi saresti arrivati. Invece in questa maniera il primo posto in realtà vale, perché se vinci lo scontro diretto con Calvisano
ci metti una distanza, dopo devi andare a confermare il tutto a Padova. Sì, in realtà cambiava poco perché vincendo le 2 partite qua e là saresti comunque nella classifica sì, Bulls. Però devi considerare che loro avevano i 10 punti potenziali, sì, con le 2 più deboli, e tu invece uno lo perdevi magari a Padova vincendo, che se perdevi ne perdevi di più, e quindi la corsa sarebbe stata compromessa. Comunque, in questa maniera invece la corsa si mette più a favore di Rovigo, ovviamente se riesce a vincere gli scontri diretti. Marcato in questi giorni diceva in un'intervista, insomma, dice Rovigo 40, Petrarca e Calvisano 30-30. Un Petrarca che è lì, non dico in maniera inaspettata, ma comunque sta facendo un'ottima stagione. Un Calvisano invece che ha perso al Pacifici contro San Donà, un Calvisano che, ho rivisto la partita come penso un po' tutti noi, secondo me denota o ha denotato, specialmente domenica scorsa, un po' di nervosismo. Mancava gente come Cavalieri, come Noviggio, ma soprattutto Cavalieri è un leader che può rasserenare gli animi. Lì, o infiammarli a seconda. Ma lì si da rasserenare, insomma. Lui ne sa qualcosa. Agli avversari, ma rasserenare all'interno del club, insomma. Allora, questo elemento di nervosismo che tu dici, io l'avevo notato nella partita di Coppa con Heidelberg, quando doveva capovolgere una situazione tutto sommato capovolgibile, perché aveva perso ma di poco là, e invece ha perso la testa e non ci è riuscito. Probabilmente è un tratto di questa stagione del Calvisano, dove, non essendo più dominante, nel senso che è sempre la squadra più forte, ma avendo perso 3 partite e avendo poi perso la Coppa in quel modo, tra l'altro, parentesi, sembrava che i tedeschi dovessero essere l'ira di Dio, hanno perso tutte le partite di 60-70 punti in Coppa Europa. Certo. È vero che lì c'erano i sudafricani e tutto, però vuol dire che sono espressione di un movimento non così forte. Ecco, no, dicevo, questo elemento del nervosismo l'avevo notato anch'io, e quindi potrebbe essere che una squadra non più dominante come è stata l'anno scorso possa avere dei problemi. Poi abbiamo visto anche da questo 6 Nazioni, cioè uno come Minozzi che passa da farti una finale come ha fatto con noi a fare 4 meti al 6 Nazioni in 5 partite, vuol dire che aveva un peso specifico notevole, lui, Riccioni ed altri anche, e quindi probabilmente deve aggiustare queste cose. A favore del Calvisano metterei il fatto che mentre noi abbiamo fatto questo filotto di vittorie e di ottime prestazioni sostanzialmente con la squadra titolare, la terza linea era la Rovigo, no? Momberg ha sempre giocato, la prima linea ha quasi sempre giocato, loro avevano fuori molti titolari, Noviglio credo sia 1 mese e mezzo, cioè 4-5 partite che non gioca, Past ne ha fatta 1 e mezza, Cavalieri domenica non c'era, Fischetti era via con l'Under 20, Pettinelli ha ripreso adesso ma non c'era prima, cioè mi ricordo che anche parlando con qualcuno di loro, loro temevano questo periodo dell'anno, no? Fra Under 20, 6 Nazioni eccetera eccetera, e quindi voglio misurarli da adesso in poi, quando probabilmente ritroveranno la squadra titolare e potranno fare tutte le loro valutazioni. Sì, tra l'altro questo aspetto del nervosismo e dell'incapacità o la difficoltà di Calvisano di riprendere in mano una partita che non si sta sviluppando secondo i binari prestabiliti, l'ha sottolineata anche la stampa calvina, insomma, in questi giorni. Tra l'altro, insomma, persone che vivono un po' più a contatto con la realtà giallonera di Massimo Brunello. Dema, questa situazione voi la state verificando, in realtà state facendo un percorso su di voi sereni e tranquilli? No, diciamo che pensiamo poco agli altri e pensiamo più a noi stessi. Abbiamo creato un bellissimo gruppo quest'anno e dobbiamo, e ce la metteremo tutta per mantenerlo. Quindi testa e focus su di noi e il resto conta poco. Noi pensiamo a giocare, impegnarci e dare il 100%. Ecco, un bellissimo gruppo. Quali sono gli aspetti all'interno del gruppo comunque che denotano questa qualità e questa armonia all'interno del gruppo che ti senti dire che sono cambiati rispetto magari all'anno scorso? Diciamo che c'è stato un po' un cambio generazionale, tra virgolette, ci sono tanti giovani che sono venuti su, quindi io che non mi considero un old, un vecchio, però comunque devo far vedere, devo prestarmi per i più giovani, magari dare dei consigli avendo un po' più di esperienza di loro, e quindi ti fa assumere ancora più responsabilità e ti fa
credere ancora di più in un gruppo insomma. Quindi la classe 92 adesso deve tirare la carretta o comunque dare l'esempio rispetto a quello che succedeva anni fa. Beh, comunque è un percorso anche questo, penso che dia soddisfazione. Sì, molta soddisfazione. Andiamo a vedere quello che succederà sugli altri campi dell'eccellenza, il prossimo turno numero 16. Con le prime 4 impegnate in un doppio incrocio destinato a pesare tantissimo nell'economia dei playoff, di sicuro i fari della 16ª giornata di eccellenza saranno puntati sabato ben lontani dal Quaggia di Mogliano, dove i padroni di casa si giocano il bonus stagionale, puntando a questa benedetta, maledetta prima vittoria della stagione, nonché prima da marzo del 2017. Per quanto molto circoscritto, un obiettivo fondamentale per il club bianco-blu, che pur libero dai pensieri della retrocessione sa di dover fare di tutto e di più per portare a casa un risultato che, non dovesse arrivare, certificherebbe una depressione senza speranza per tutto l'ambiente, interessato peraltro proprio in questi giorni da un delicato confronto societario rispetto alle prospettive per l'immediato futuro. Coach Dalla Nora affronta la Lazio penultima a quota 15 a 10 lunghezze dai trevigiani, in un momento in cui la squadra sta comunque mostrando il suo miglior rugby stagionale. Di sicuro una botta come quella capitata sotto Natale con il fuggi di alcuni dei migliori atleti della rosa ha avuto un impatto devastante, forzando un contesto di difficilissima gestione da parte di tutte le componenti coinvolte, dai giocatori allo staff passando per la dirigenza. Tant'è però, a 3 turni dal termine la squadra non può che navigare a vista a partire dalla gara di sabato, da vincere ad ogni costo, sfruttando appieno da un lato la fame e dall'altro l'attitudine combattiva di un gruppo di giovanissimi italiani, alcuni dei quali difficilmente avrebbero trovato spazio nel massimo campionato già da quest'anno, cui va riconosciuto di non essersi mai tirato indietro, esattamente come il suo staff tecnico. Contro i capitolini si va verso la riproposizione del 15 sceso in campo a Rovigo, match perso senza troppe discussioni, ma che ha confermato in alcuni tratti una confidenza con il proprio gioco che con la Lazio dovrebbe rendere l'impegno quantomeno ad armi pari, detto che i biancocelesti rimangono un brutto cliente grazie ad un rugby estremamente basico ma capace di portare a casa sin qui 3 successi. Da sfruttare il fattore difesa, quello della Lazio con i suoi 524 punti subiti è in assoluto la peggiore della stagione. Blindare la conquista davanti sfruttando l'indisciplina sui punti di incontro e le buone individualità esterne, quella di Buondono su tutti, racconta forse sbrigativamente di un piano di gioco che, se non sarà proprio tutto qui, probabilmente non se ne discosterà poi così tanto. Si gioca a Padova l'altro big match di questa fondamentale 16ª giornata di eccellenza. Al centro Geremia, sabato 24 marzo, andrà in scena l'ennesimo derby veneto di stagione, quello tra il Petrarca e il Sandonà, le 2 outsider nella corsa verso il titolo. Se per Calvisano e Rovigo la riconferma ai vertici era pressoché scontata, per i tutto neri di Marcato, i biancazzurri di Ansel, raggiungere il traguardo dei playoff, seppur nei piani societari, non era affatto scontato. Il Petrarca ci è riuscito con 3 turni d'anticipo, domenica scorsa a Firenze, e si prepara addirittura alla volata finale per il primo posto, con le 2 mattatrici degli ultimi 4 campionati. Sandonà, lanciato verso il 4° posto finale grazie a un girone di ritorno da applausi, impreziosito dalla vittoria sul Calvisano, si presenta alla sfida altrettanto carico per gli 8 punti di vantaggio sulle Fiamme Oro, con cui alla penultima giornata potrà giocare lo scontro diretto in casa. Per i patavini, stando alle dichiarazioni di Marcato, sarà una sorta di semifinale anticipata, la prima di 3 test importanti per arrivare pronti ai playoff. Per i veneziani, invece, l'occasione è doppia: strappare in anticipo il biglietto per le semifinali e dimostrare di avere il passo delle migliori. Sarà un derby vero, insomma, tra squadre e staff tecnici che ben si conoscono, vista anche la lunga militanza di Zane Ansel a Padova come giocatore e assistant coach, arricchito inoltre dalla presenza di vari ex come Bertetti e Derbyshire nel 15 del Piave, Bacchini e Borean in quello dei padroni di casa. Le Fiamme Oro ospitano alla caserma Gelsomini i Medicei di Firenze, nella prima delle 3 finali che la squadra della Polizia di Stato dovrà affrontare per cercare di qualificarsi ai playoff. Certo, 8 punti di ritardo rispetto al Sandonà sono davvero tanti da recuperare, ma non è il momento di fare i calcoli per i cremisi, considerando anche lo scontro diretto che vedrà appunto la squadra della Polizia di Stato tra 15 giorni contrapposta proprio al Sandonà. La vittoria con il Viadana della scorsa settimana è stata sicuramente importante, anche perché è arrivato su un campo difficile e in condizioni meteorologiche davvero provanti. D'altra parte però
Il contraccolpo psicologico è arrivato dalla vittoria appunto del San Donà sul Calvisano, che non ha permesso alla squadra romana di guadagnare punti in classifica. Però non è più il momento di fare i calcoli per le Fiamme Oro, bisogna assolutamente vincere contro Firenze per andare poi in terra veneta a fare punti importantissimi. Bentornati in studio, ultima parte di Rugby House. Avete visto insomma quelle che sono le voci che arrivano dagli altri campi del campionato d'eccellenza. Noi, riguardando questi servizi, parlavamo un po' insomma del neodottore, se ne è parlato la settimana scorsa, ne parliamo ancora. Cosa è successo alla festa di laurea? Non si può dire. No, sto scherzando, è andata benissimo, Edoardo molto soddisfatto, contentissimo, non vedeva l'ora, veramente è stato un parto e siamo tutti felici per lui. Bene, congratulazioni ancora Edo. Allora, dicevamo, Calvisano sfida importante, Petrarca San Donà, praticamente le prime 4 si sfidano sabato prossimo ed è un turno molto interessante ovviamente da questo punto di vista. Potenzialmente, facendo un po' di calcoli, so che voi non li fate, però Rovigo potrebbe arrivare prima come terza, quindi potrebbe anche affrontare Calvisano in semifinale. Sì, esatto, è quello che dicevo prima, le prime 3 si stanno mordendo la coda, quindi tutto è possibile teoricamente, poi bisogna vedere in campo come giocano. Ecco Ivan, alla luce insomma, del tuo sguardo, della tua visione panoramica sul campionato d'eccellenza, secondo te poi alla fine quale sarà lo scacchiere di fine campionato? Non saprei dirtelo adesso, perché la vittoria del San Donà secondo me ha riequilibrato tutto e soprattutto per quanto mi riguarda la vittoria del San Donà col Calvisano, abbinata al modo perentorio con cui ha vinto anche la finale del trofeo d'eccellenza, l'ha fatta diventare ai miei occhi, non dico alla pari di Calvisano, Petrarca o Rovigo, ma comunque quasi, nel senso che negli ultimi anni abbiamo sempre avuto un playoff sostanzialmente zoppo, no? Cioè una semifinale anche l'anno scorso, dove poi Rovigo ha strabattuto il Petrarca di Cavinato, però sulla carta partiva dietro, o addirittura alla pari, e una seconda semifinale dove invece magari Viadana faceva il colpo in casa la prima partita, dopo prendeva 50 punti nel ritorno. Quest'anno questo San Donà che batte appunto Rovigo e Calvisano in casa, non ha battuto mi pare il Petrarca, ci ha perso in casa col Petrarca, comunque vince il trofeo d'eccellenza, mantiene questa continuità dall'anno scorso, perché l'anno scorso se non gli rubavano quei punti col giudice sarebbero arrivati i playoff anche l'anno scorso. A mio avviso chiunque incontrerà il San Donà in semifinale avrà una semifinale tosta, insomma, ecco, come potevano essere state quelle semifinali, soprattutto la prima dove lui è stato grande protagonista col Mogliano, vi ricordate, no? Che ce le siamo giocate alla pari e quella volta ha fatto 2 mete se non ricordo male, quindi questo secondo me è il dato che emerge da questa situazione, cioè 3 squadre che sostanzialmente si equivalgono, perché appunto Petrarca ha perso 2 partite, però di fatto non ha perso a San Donà. Rovigo ne ha persa una sola, ma ha perso a San Donà. Calvisano ne ha perse 3, ma le ha perse di misura e tutte fuori. Quindi sono 3 squadre, a mio avviso, che adesso sono lì. E il San Donà, se non vogliamo metterlo alla pari, è appena inferiore, ma con la possibilità su 2 partite, come sono le semifinali, di fare la sorpresa. Quindi avremo a mio avviso, delle semifinali sulla carta molto belle e combattute per tutti. Soprattutto il Pacifici San Donà. Esatto, soprattutto il Pacifici, sì. E tra l'altro c'è da dire che San Donà è quasi obbligato, comunque la componente vittoria per la squadra di Ensel è veramente importante nella sfida col Petrarca, perché perdendo col Petrarca le fiamme potrebbero accorciare e il turno successivo c'è San Donà Fiamme, per cui tutto potrebbe essere rimesso in gioco e loro perdendo a Padova potrebbero vanificare l'impresa con Calvisano, Ivan. Sì, anche se sono rimasto sostanzialmente molto stupito del calo, per non dire del crollo delle Fiamme Oro in questa parte finale. Io inizialmente, ormai da 2 o 3 anni a sta parte, indico sempre le Fiamme Oro come la squadra potenzialmente più forte, nel senso che, visto che prendono poi i migliori del campionato e così. Però ogni anno poi arriva la primavera o addirittura prima, e per un motivo o per un altro fanno un passaggio a vuoto e quindi
credo che loro si siano abbastanza compromessi il cammino con quel periodo. Soprattutto Correggio, la sconfitta in casa di Correggio è quella che ha fatto la differenza. Sì, perché con un campionato di questo genere, quando non perdi dalle tue pari, è come perdessi 2 volte. Insomma. Assolutamente. Però sta di fatto che Sandonà, se perde col Petrarca sabato, e poi insomma dà linfa vitale alle fiamme per poter tentare il compasso. Essere che abbiamo... Ecco, allora, come sempre capita all'interno dei Rugby House, i tifosi hanno mandato le domande, le richieste da fare ad Andrea De Marchi, per cui Paolo dice aspettative per il futuro. Però aspetta, Dema, che mi lego anche qua di Marco, dice, ciao Andrea, i tifosi vorrebbero sapere se è vero che vai alle Fiamme Oro. E qui trema tutto. In questo momento non so dare ancora una risposta certa. Sarà, insomma... Sarà il futuro dircelo. Esatto. Quindi abbiamo legato le 2 domande, perché Ivan giustamente dici prendono sempre i più bravi, adesso vengono a prenderci anche Dema, no? Sai, qui purtroppo è un discorso di struttura del mondo del rugby italiano, no? E dello sport in genere. Ormai il datore di lavoro principale degli sport minori, perché dobbiamo considerare il rugby uno sport minore in Italia, sono le forze armate, i corpi dello Stato, e quindi giocatori come Andrea, che arrivano a 26 anni, hanno già fatto un'esperienza, no, di categoria superiore nel Pro 14 e per un motivo o per un altro non ha funzionata, quindi non sono diventati dei professionisti. Devono fare una scelta, o rassegnarsi ad essere dei semiprofessionisti nella propria città o nella città dove decidono di vivere, perché magari hanno un lavoro, si sono laureati, si costruiscono un futuro fuori dal rugby, perché i professionisti non lo possono più fare, oppure devono accontentarsi di fare i professionisti senza prospettiva fino ai 30-35 anni e dopo inventarsi il futuro, ed è la scelta appunto a cui è messo di fronte lui adesso, ma che prima è stato di Tenga, è stata a Rovigo di Bacchetti, di Guido Barion ancora in tempi precedenti, del Pilone di Jacob l'anno scorso, oppure devono dire questo mio percorso sportivo che non mi porta ad essere un professionista nel rugby, ma che mi può portare ad avere un mestiere, un futuro assicurato per sempre, perché questa è la forza delle Fiamme Oro, non è che fai il poliziotto solo i 5 anni che giochi, lo fai per sempre, è una cosa abbastanza allettante, e quindi è comprensibile che facciano questo tipo di scelta. A me dispiace da Rodigino, dispiace da, come si può dire, appassionato di rugby, perché vorrei che ci fosse una struttura che permette anche alle società, tu pensa anche a società come Rovigo, a società anche come altre, Padova, così, che hanno una concorrenza tra virgolette sleale, non per colpa dei dirigenti delle Fiamme Oro, ma per lo stato delle cose di questo genere. Chi può competere, neanche se Rovigo gli offre 100.000 euro l'anno, forse 100.000 euro l'anno, 5 anni, se li mette da parte. 500.000, secondo me ci penso. Forse ci potrebbe pensare, però ecco, non c'è un'offerta concretamente fattibile che possa compensare uno stipendio a vita. No, stavo pensando, Iva, mentre parlavi mi sono messo a ridere, perché pensavo a questa situazione in cui le Fiamme possono offrire quello che qualsiasi altro club in Italia non può offrire. Viene poi maggiorata la problematica dal fatto che le Fiamme non pagano nemmeno l'indennizzo poi tra l'altro al giocatore che va là, per cui questa è un'altra cosa assurda. E poi c'è un'altra cosa da dire. Una volta le Fiamme Oro facevano questo anche una volta, difatti i 5 scudetti, l'era d'oro, l'hanno fatta per questa, ma poi in quella che era la struttura del rugby semiprofessionistico dell'epoca, Padova con Geremia e compagni aveva il giro delle banche, Rovigo, le banche o altri posti di lavoro. Si era creata una sorta di mercato parallelo che ti permetteva di dire: senti Andrea De Marchi, non ti posso dare uno stipendio, però ti posso mettere a lavorare alla Fondazione Cassa di Risparmio o alla Fondazione Banca del Monte del professor Costato. No? E allora la cosa diventa competitiva con un... E adesso non c'è più nemmeno quello, perché abbiamo fatto quel periodo di professionismo straccione, come lo chiama Andrea Rinaldo, e adesso stiamo tornando indietro anche da quello, e quindi
È proprio due livelli Bisognerebbe diversi. riattivare un po' questa cosa, potremmo forse... Ma sta succedendo, solo che poi c'è dall'altra parte la crisi economica, perché fanno fatica a trovare a lavorare tutti, non solo i rugbisti, Certo. quindi c'è anche questo da dire, cioè c'è un contesto sociale, storico, economico diverso da quello che era degli anni 60, degli anni 70, dove eri ancora negli anni 60 nel boom economico, negli anni 70 comunque continuavi a godere di quel benessere, e poi è cominciata ad arrivare invece anche la crisi. Beh, certo. Andrea, questa poi insomma capiremo alle domande dei tifosi cosa succederà. Tu parli di focus, sei un atleta, sei uno sportivo, parli di obiettivi, è ovvio che insomma, l'obiettivo nel breve, medio termine è quello di concludere al massimo questo campionato, insomma anche ricordando il fatto che tu hai avuto una grande esperienza, ma quell'anno ti sei perso una cosa altrettanto grande, per cui qualche sassolino c'è da togliersi. No? Sì, ce l'ho sicuramente. Ce l'hai un po' più degli altri secondo te a naso? Sì. Senza naso, esce ogni tanto sta cosa tra di voi? Sì, spesso esce, però io comunque al tempo ho fatto una scelta e io quando prendo una decisione ne sono convinto insomma al 100% e se tornerei indietro lo rifarei, perché è comunque un'esperienza al di fuori da Rovigo, al di fuori dell'eccellenza, quindi comunque un'esperienza che mi ha cresciuto sia a livello rugbistico sia a livello personale, andando insomma a vivere in un'altra città e conoscendo altri ragazzi e un'altra insomma società. Certo. Questo è l'importante di questa esperienza, a mio avviso. Cioè, magari avrai un rimpianto se non lo vinci quest'anno, poi di non aver mai vinto uno scudetto, ma quello dipende dalla sorte, non dipende solo da te. Invece in quel caso avresti il rimpianto di dire non ho provato a fare questo salto di qualità e ti sarebbe sempre rimasto, invece ci hai provato, è andata male per vari motivi, però il rimpianto a mio avviso non c'è, insomma. Certo. Per come è strutturato il rugby adesso è l'unico passo, difatti anche adesso Ortis che deve andare. A me dispiace perché l'Ortis di quest'anno lo vorrei a Rovigo per 10 anni, però se vuole provare a fare il salto di qualità, a diventare un rugbista professionista, per come è strutturato il rugby italiano adesso è l'unica cosa che deve fare, e come dovrà fare Cioffi se crescerà, come dovranno fare altri. Il passaggio è quello, insomma. Valutando anche la difficoltà in seconda che abbiamo, insomma Samuele potrebbe fare lo stesso percorso di vari Minozzi, Lovotti Tempi, Violi. Insomma. Sì, beh, sai, Minozzi è una cosa un po', un ruolo un po' particolare, all'estremo, certo. Così, cioè in mischia. Però Bandà non è che ci ha messo molto riguardo all'eccellenza alla nazionale. Sì, ma Gian Marioli lo stesso, quindi guarda che adesso qua non voglio che dopo mi dicono che sono sempre polemico, no? Ma questa profondità di cui parlano i federali e Osci, io sì, la vedo come numeri forse, ma come qualità non mi pare che ci sia tanto. Arriva Jack Polledri, che non è certo del percorso di formazione italiano, e in una partita ti dimostra che è di un livello nettamente superiore. Quindi... Ivan, delle due l'una, o non abbiamo profondità o l'eccellenza è un gran campionato. perché se tutti gli obiettivi poi vanno in nazionale vuol dire come c'è qualità. Diciamo, per come è strutturato il campionato di eccellenza è la palestra che ti dovrebbe portare nel giro di un anno o due a capire se sei di livello per misurarti con quel livello, e questo insomma ci sta, ecco. Poi da lì ad arrivare è tutto un altro discorso, insomma. Assolutamente. Volevo legarmi ad Emma per chiudere poi la trasmissione. Tu hai parlato della tua esperienza a Treviso, il fatto che ti abbia migliorato come sicuramente giocatore, come persona. Se non ricordo male, poi tu là vivevi da solo e tornando a Rovigo sei restato a vivere da solo, Sì, no? esatto. Sì, è stata insomma un'esperienza che mi ha aperto un po' gli occhi, come penso l'abbiamo fatto tutti insomma, quando esci di casa comunque hai molte più responsabilità, hai le tue cose, insomma hai l'affitto da pagare, le bollette, insomma tutte queste piccole cose che prima non si conosceva l'esistenza, e quindi ti forma, ecco. Sì, ti forma. Sicuro. Allora, Andrea è bravo, è bello, in casa com'è? Riesci a fare le tue cose? Sono bravissimo. Nel senso, in cucina sei bravo? Sì, me la cavo, dai. Lavi, stiri? Stiro, tanto non hai molte camicie. lavo sì.
Per cui insomma abbiamo di fronte un ragazzo quasi perfetto, e poi come Quasi. diceva, no, non mi prendo dire quasi perfetto. Ivan, parlavamo poi anche dell'orgoglio vedere la terza linea tutta rodicina, comunque è bello per noi vedere questi ragazzi che sono cresciuti insieme ancora lì, no? Sì, è bello, e secondo me è una prospettiva anche futura, perché per come insomma sta andando più ragazzi di Rovigo ci sono che potranno restare, e meglio sarà, insomma, ecco. Certo, poi abbiamo visto anche Venco domenica giocare. Vecchini l'ho visto, e insomma, spero che abbia un futuro, perché ha un bel fisico e per il ruolo che ha, insomma. E dopo, ecco, a mio avviso il simbolo di questi ragazzi dovrebbero sempre guardare a Edo Lubian come un simbolo, nel senso che Lubian è il giocatore che per caratteristiche fisiche, tecniche così non ha potuto misurarsi con un livello più alto. Mi pare che ha fatto il permit una volta a Treviso, ma la possibilità concreta di andare non c'è mai stata, a differenza di Matteo Ferro, che invece c'è stato un momento in cui, mi ricordo, le zebre sembrava potessero... Ecco, è un personaggio, perché è un personaggio, Lubian, sai che per me Lubian è man of the match, a prescindere, io non lo voto mai perché tanto per me è a prescindere. Ecco, uno come lui, a mio avviso, dovrebbero prendere di esempio tanti ragazzi rodigini che sono appassionati di rugby e che magari non riusciranno a fare il salto come ha fatto Bibi Quaglio, no? Che adesso è in quel giro, perché tu ti puoi lo stesso creare un futuro. Lui si è laureato e farà il suo percorso, vivere in qualche modo un'esperienza sportiva gratificante, perché a Rovigo, almeno in questi anni, hai la fortuna di fare del rugby ad alto livello e anche quando lo hai fatto a livelli più bassi a Rovigo, magari per salvarti o dove non arrivavi a vincere i campionati, però c'era quell'attenzione, la città dietro, il pubblico, la tradizione, l'identità, la passione, che comunque ti restituiva, a mio avviso, qualcosa. Ecco. E quindi queste dovrebbero essere le motivazioni che spingono i ragazzi di Rovigo che giocano a dare il massimo, ad andare avanti comunque, indipendentemente dal fatto che si arrivi o non si arrivi poi ad un certo livello agonistico. Ecco, uno come Edo, per quello che è la mia visione, no, da giornalista, appassionato, da storico, è un personaggio come poteva essere Flaviano Brizzante 20 anni fa, o come potevano essere certi personaggi dell'epoca pionieristica o degli anni 60, cioè è uno che resterà scolpito nella piccola storia di questo sport e di questa città, e non c'è bisogno di andare a giocare in nazionale o di fare chissà cosa, insomma, se fai quello che fa lui o che hanno fatto tanti altri giocatori, resti poi nel cuore, nella memoria e nella storia di questo piccolo unicum come può essere, insomma, la rugby Rovigo e Rovigo. Piccolo per quanto è Rovigo, ma Rovigo è qualcosa di immenso, ovviamente. Grazie Ivan di essere stato con noi. Grazie a voi, ciao. Nema, grazie mille. Ciao a tutti, buona serata. Il suggerimento che dava Ivan a tutti i ragazzi giovani di crearsi una loro storia all'interno della rugby Rovigo e restare qui per tanto tempo. In via Velata è arrivata anche te, deve essere anche per te, poi fare le tue scelte e capiremo cosa sarà nel futuro. Ci vediamo sabato al San Michele, perché c'è Rovigo Calvisano, strano, la prima contro la seconda. Buonanotte.